La prima necessità sono i generatori, le tende, vestiti per bambini pesanti, il sacco a pello, anche mangiare da prima necessità, container, i WC mobili, le docce mobili, perché mancano queste cose. L'appello di cosa serve per portare aiuto ai bisognosi dell'emergenza terremoto da via Camarcello 18 a Mestre, sede del Centro Culturale Turco di tutta la provincia di Venezia. Iniziativa umanitaria a sostegno delle popolazioni terremotate di Turchia e Siria che decolla qui da Mestre. Qui al Centro Culturale Turco, divenuto punto di raccolta di tutta la regione di ogni genere di assoluta necessità proveniente da tutta Italia, dal 6 febbraio scorso i volontari, per lo più macedoni di origine turca, lavorano e si intervallano alacremente per tutte le 24 ore del giorno per spedire in Turchia le migliaia e migliaia di scatoloni che decollano alla sera dal Marco Polo di Tessere da Milano, grazie anche all'accordo raggiunto con la compagnia di bandiera aerea turca. Noi abbiamo mandato già 4 bilici di vestiti, vestiario, un po' di mangiare. È difficile aiutare, cioè portare dei aiuti perché c'è il maltempo, neve, strade bloccate, perché tutti vogliono, tutto il mondo si è mobilizzato per portare aiuti. Iniziativa anche di raccolta fondi fortemente sostenuta dal gruppo di imprenditori del territorio che fa capo ad API Nord-Est. Per poter aiutare in primis questi bambini che ci piange il cuore, a tutti gli italiani, sicuramente a tutto il mondo che sono rimasti orfani, per poter aiutare a loro. Più di 50.000 al momento i bimbi rimasti orfani. L'associazione, che ha già portato sostegno concreto ai profughi ucraini, ora, dopo aver ottenuto l'appoggio della protezione civile turca per garantire l'arrivo a destinazione degli aiuti, ha scritto anche a Palazzo Balbi per chiedere pure il supporto della protezione civile del Veneto. Ieri abbiamo avuto la risposta del presidente Luca Zaia, a sua volta ha scritto alla protezione civile veneta, che stiamo aspettando da loro una risposta. Io ringrazio a tutti quelli, perché abbiamo sparso la voce in giro per tutto il Veneto, in tutta Italia, ci aiutano. Possiamo ringraziare anche i popoli italiani che ci sta vicino,